Oggi in porto a Cagliari, dalle prime ore del mattino, la Costa Diadema, che approderà ben 17 volte quest'anno, ogni giovedì fino al 22 settembre. La tappa della nave ammiraglia della Costa in Sardegna rientra nell'itinerario Sole, Incanto e Divertimento, che tocca anche Civitavecchia, Savona, Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca. Cagliari è sia porto di imbarco per i passeggeri sardi, sia di transito per crocieristi italiani e internazionali imbarcati nelle altre tappe del viaggio. Anche oggi dunque, nonostante il forte vento, i crocieristi della Diadema, circa 3.800, si sono riversati in città e molti hanno optato per visite guidate e non nel centro storico. Questi alcuni numeri della nave: 1862 cabine in totale, di cui 141 all'interno dell'area benessere, 7 ristoranti, una pizzeria e 11 bar. La nave è ripartita da Cagliari alle 17.